per un'ora abbondante, siamo d'accordo, ha sbagliato non una, due gol, però anche Inter sfortunata perché nel primo tempo c'è quell'episodio, diciamo, dubbio. Per noi è dubbio. Lei è di qua? No, parliamo di no. No, per capire. No, perché ha detto io noi. Sono di là. Ah, ok. No, era per non capire. Non è un dubbio. Sì. Volevo sapere da lei se quello che io dico è dubbio, già dubbio è grave, come l'ha visto lei? Perché la partita allora, guardi, io è stata decisa lì. Io lo rispondo molto serenamente come un giovane allenatore e il più giovane allenatore della Serie A. Cioè, posso sbagliare, può sbagliare un calciatore, può sbagliare secondo me anche un arbitro se fa parte del gioco, cioè nel senso è normale. Per me è calcio di rigore, perché nel momento in cui a norma di regolamento Palacio davanti al portiere, Domizzi decide, prendendosi un rischio, di tirargli via col braccio la spalla destra e sbilanciare la parte destra del giocatore che sta per calciare di destro, Domizzi si prende un rischio, sa che lui, Palacio gli taglia volontariamente la strada per eludere il suo intervento. Nel momento in cui Domizzi decide di afferrare la spalla destra di Palacio, si prende un rischio, c'è contatto, c'è danno procurato perché il mio giocatore cade, quello con le regole vigenti è calcio di rigore ed espulsione, per come la vede Andrea Stramaccioni. Però con questo non voglio dire innanzitutto né che abbiamo perso per questo, assolutamente, perché l'Udinese ha fatto la sua partita, ha saputo soffrire e ci ha punito alla prima occasione, e né che l'arbitro sia buona fede, mala fede. Io non neanche c'entro questi discorsi, secondo me ci può stare, è una decisione che a noi ci penalizza fortemente, come ci penalizzano finire il primo tempo con 4 cartellini gialli noi e 1 l'Udinese, e secondo me non è stato un primo tempo né cattivo né niente. È normale che, facevo il riferimento, c'è stata un'entrata di Allan a piedi uniti su Guarin che ripartiva da dietro, io non capisco a norma di regolamento come non è ammonito quel giocatore, che per noi era un mismatch. Il mismatch Guarin-Allan è preparato per mettere Allan in difficoltà. Allan nella ripresa viene messo ancora in difficoltà da Guarin, viene ammonito e magari in 10 ci finivano loro. Ma tutto ciò io li catalogo come episodi sfortunati, ma non faccio né ironia né niente, sono episodi sfortunati. Gli dicevo all'assistente, sono 10 partite che 50-50 ci va di là, ma questo non è 50-50, questo è 80-20, 90-10, perché se ieri ho sentito da tutti gli organi di stampa dire che Klose è rigore ed espulsione, con la palla che ha calciato e dopo gli è arrivato addosso il portiere, è rigore il mio perché la palla stava lì e il mio è stato danneggiato davanti al portiere. Questa è la mia visione, ma è una visione serena. L'Udinese ha meritato di vincere, fatti i complimenti a Guidolin, però noi sono 10 partite che siamo sfortunati con gli episodi, Lazio, questa e tante altre. Non sono d'accordo su una sua cosa dopo ho finito. Come fa a dire che non è determinante? Se è rigore, espulsione? No, io volevo dire che 1-0 poi avete vinto la partita, 10 contro 11. Io volevo dire che non è determinante guardandola dall'alto, perché non sono uno che cerca alibi. No, adesso io dicevo. Sì, non... È sacrosanto rigore. È sacrosanto. Doveva essere espulsione. Rigore ed espulsione. 1-0 giocando 10 contro 11 come ha fatto l'Udinese. Non solo, ma io non capisco neanche la simulazione, perché se tu dici, e me l'ha detto e mi è stato detto che l'ha tenuto, perché devi dire che il mio ha finto? Tu puoi decidere di non dare il rigore, ma il mio non ha finto perché c'è stato il contatto, il mio non ha finto. Questa è la mia valutazione, poi fermo restando che, ti ripeto, io faccio tantissimi errori, perché io da arbitro non può fare un errore.